Nel paese di Teti c'è questo ristorantino che si chiama L'Oasi, è un ristorante tipico, quindi fanno cucina locale. Vediamo un pochettino. Eccoci a Teti, oggi cucina sarda. Abbiamo anche il caminetto, abbiamo una bellissima vista. Faccio vedere un po'. Il panorama non è male, molto bello, è tipico paesaggio dell'interno della Sardegna, siamo in cuore alla Barbagia, è una bella sala, adesso vediamo cosa si mangerà, la piattaia, tante belle bottiglie, e voilà, signori. Ricotina fresca, funghi sott'olio, un tortino di verdure selvatiche, carciofi e zucchine, casau o Caso agedu. casageli li chiamate voi, cipolle e carciofi. Intanto cominciate con questi, buon appetito. Grazie mille, tutte cose buone al mondo, insomma. Questa cos'era? Ricottina. E questa è torta di verdure. Le verdure selvatiche. Questi sono funghi, ovviamente, belli. Funghi di carne, antunna. Carciofi sicuramente non sono di quelli confezionati. Cipolle, caso agedo abbiamo detto, che è un formaggio delicatissimo, morbidissimo, sì, è impalpabile, è fatto dalla cagliata del formaggio, giusto? E questa è, abbiamo detto, verdure grigliate. Sì, zucchine. Zucchine e melanzane, voilà. Sono arrivati altri funghetti, non trifolati, arrosto insomma. Poi c'è la testa del maiale, cucinata. E poi cinghiale con le olive. Voilà. Qui c'è parecchio da mangiare. Anche una bella frittellina di funghi. Voilà. La lingua, è arrivata la lingua di vitella. Non male. Polpettine di capra. Poi verdurine locali, cioè prese e pescate qui nei campi di fuori. E poi peperoni, peperonata con capperi. Vediamo la preparazione del cururgione, la chiusura, la spiga. Per gentile concessione della cucina. Non la so riprenderlo neanche. Eccoli là, e quelli sono già fatti. Bel lavoro. Complimenti. Non potevamo certamente esimerci, questo è il tipico cururgione di qua, del centro Sardegna, quindi di Teti, che ha una predominanza del formaggio sulla patata, ovviamente patata in pasta, non in purea. Ragazzi, è uno spettacolo, c'è un bel profumo e vi saluto, buon appetito. Allora, concludiamo questo pranzo perché non ce la faccio io, veramente non ce la faccio più, ho mangiato veramente tanto, con la Coccoi Rasu, che è assomiglia esteticamente alla Seada, ma non è una Seada perché comunque il formaggio che sta dentro è diverso, quindi è ovvio che se io adesso riuscissi a tagliarlo in due voi capireste la differenza, anche se ecco qua. Vedete uscire i formaggi, sono formaggi diversi, una crema, va mangiata così, senza condimenti particolari, bella filante, e con questa effettivamente vi saluto. Buon appetito. La chiudiamo così, dai, un caffè, una genzianina, un corbezzolino, un po' di vino. Scherzo naturalmente, però interessante provare tutte e due. Questa è una acquavite aromatizzata alla genziana, molto delicata, e questo è un rosolio di corbezzolo, lo devo assolutamente provare. Partiamo dal caffè, va.